Il cappello di fumo denso poco dopo le 12 di oggi, gli elicotteri antincendio a far la spola fra il bacino d'acqua della Val Gallina e la cima della Caiada. Siamo sempre nel territorio comunale di Longarone, quello divampato poco prima delle 10 di stamattina è un incendio di vaste dimensioni in una zona particolarmente impervia. I nostri 2 elicotteri stanno lavorando da alcune ore e è intervenuto anche un Canadair. Ovviamente l'obiettivo è quello di spegnerlo nel più breve tempo possibile. La situazione di rischio incendi è rilevante. La Regione ha diramato lo stato di grave pericolosità. L'invito e l'appello ai cittadini a non accendere fuochi, attenzione ai mozziconi di sigarette, attenzione dove si parcheggia la macchina perché sotto l'auto c'è la marmita catalitica che lavora a centinaia di gradi centigradi, quindi può innescare un incendio e così via. Quindi massima attenzione. Perciò massima attenzione perché i comportamenti scorretti sono penalmente perseguibili. La situazione è complicata da alcune settimane a causa del perdurare della siccità che sta rendendo tutto più difficile. Domenica avevamo contemporaneamente un momento in cui c'erano 6 incendi in Veneto e quindi la situazione è ormai complicata da alcuni giorni. Ovviamente se piovesse questo sarebbe un aspetto positivo non solo per gli incendi boschivi ma anche per la siccità che sicuramente sta già creando dei problemi a tutto il mondo agricolo e non solo e che ne creerà anche durante i mesi estivi, visto e considerato che oltre alla pioggia che è mancata anche la neve, quindi l'accumulo di acqua in montagna non c'è.